Ciao followers, benvenuti ad una nuova puntata di Lesemo qualcosa insieme prima di andare in letto. Ricominciamo con la lunga lettura di 50 sfumature di nero. 3, 2, 1, ciak si gira. E ora, come si andà a tua prima settimana? Me domanda. Ben, grazie. I pare tutti molto cordiali. Te che un'aria piffisse un co'. Arrossisso. Oh, svenere, mormoro in fretta. Che programmi che hai tu per il weekend? La mia ormai collaudata tattica diversiva e funziona e so salva. Risulta che Claire, Gassi e Fradei e Asedrio pandare a un gran raduno de famiglia a Tacoma. Se anima nel racconto e mi rendo conto che non scambio una parola con una femmina della mia età da quando Kate è partita per i Barbados. Di sfuggita mi sento mi domando come che sta Kate ed Elliot. Coda ricordarmi domandare a Christian se ha notizie del suo fradeo. Oh, Ethan, il fradeo di Kate, e sarà di ritorno il prossimo martedì e verrà a stare nel nostro appartamento. Non credo che Christian sarà tanto contento. L'incontro di poco fa con Tosa Fantasma passa in secondo piano nella mia mente. Mentre chiacchiero con Claire, Elizabeth mi allunga una birra. Grazie e che sorrido. Claire è un tipo che ama ciacqueare e prima di incorgermi sosa la terza birra, offertami gentilmente da uno dei tosi del commerciale. Quando Elizabeth e Courtney se ne va via, Jack si unisse a Claire e me. Dove sei, Christian? Uno dei tosi e si mette a parlare con Claire. Anna, credito di aver tolto la decisione giusta venendo qua. E vostre de Jack se gentile. E ho esempio, un fiamassa vicino a me. Ma ho notato che il ga e ha tendenza a farlo con tutti, anche in ufficio. Decidio leggere un fiamassa tra le righe, mi ammonisse a me vocina. Mi so divertire sta settimana, grazie Jack. Sì, penso di aver preso decisione giusta. Te sei una ragazza molto brillante, Anna. Te farai strada, setto. Arrossisso. Grazie, mormoro, perché non so cos'altro dire. Abito distante? Nella zona del Pike Place Market, non lontano da me. Me sorride e si fa ancora più vicino e si apposa al balcone, intrappolandomi. Che programmi per sto weekend? Beh, io sento ancora prima di vederlo, ed è come se tutto il mio corpo reagisse a sua presenza, e si riassa e si infiamma allo stesso tempo. E il suo è un strano dualismo interno e avverto che ha particolare attrazione elettrica. Christian mi mette un braccio intorno alle spalle, in cui è che appare una dimostrazione d'affetto casuale, ma mi so che è qualcosa di ben diverso. È di marcare il territorio e in questa circostanza ne sto davvero contenta. E mi basa dolcemente tra i capelli. Oh, ciao piccola, e il mormora. Non posso che sentirmi sollevata, assicuro, ed eccitata perché il suo braccio intorno a me. E il mi attira a sé e mio guardo mentre fissa Jack con espressione impassibile. Poi, rivolgendo la sua attenzione a me, mi fa un sorriso d'intesa. Seguio da un bacio veloce. Indossa una giacca gessa blu, sopra un paro di jeans e una camisa bianca col culetto aperto. E un magnaria. E Jack e si ritrae, imbarazzato. Jack e io e Christian, mormoro con aria di scuse.
Perché gavaria da scusarmi po'? Christian, io il zio Jack so il suo fidanzato, aggiunge Christian con l'ombra di un sorriso freddo. Già sa che non coinvolse gli occhi mentre strinse a mano Jack. Guardo Jack che esedriò mentalmente torre misure dell'uomo che ga di fronte e mi issò il suo capo e Jack replica in tono arrogante. Anna mi ha parlato di un ex fidanzato, di un ex moroso. Oh, merda! No, non vuoi giocare a questo gioco coeo. Beh, non più ex, replica Christian con calma. Vientosa, demos, è ora di andare. Per favore, rimani in antrofia e bevi qualcosa con noi altri, e disse Jack in tono mellifluo. Non penso che sia una buona idea. Perché è tutto così imbarazzante? Lancio un'occhiata a Claire, che ovviamente ne fissa a bocca aperta, con un chiaro appressamento sessuale nei confronti di Christian. Quando finirò di preoccuparmi dell'effetto che ha su sulle altre femmine, gavemo dei programmi, replica Christian con sorriso enigmatico, che non è il mio. Ah sì, un brivido di eccitazione mi attraversa il corpo. Un'altra volta forse, aggiunge. Vien, demo, el dise, e il metto in mano. Se vedemo l'uni, sorrido Jack. Claire e i ragazzi del commerciale, cercando di ignorare l'espressione tutt'altro che compiasua del me capo, e seguo Christian fuori dalla porta. Taylor è al volante dell'Audi, parcheggia accanto al marciapiede. Perché mese sembra una gara a chi fa pipì più lontano? Domando, mentre Christian mi versa a portiera. Perché effettivamente era così, e mormora, e mi rivolge il suo sorriso enigmatico. Salve Taylor, dico, e i nostri occhi si incontrano nel specchietto. Miss Steele, Taylor mi saluta con sorriso gioviale. Christian si senta in sedie accanto al mio, mi afferra a mano e mi basa delicatamente in ocche. Ciao Elise, dolcemente, e mi guanzi diventa di un rosa intenso, sapendo che Taylor ne puoi sentire, grata che non possa vedere sguardo rovente, brucia mutandine, che Christian me lancia. Goda fare appello a tutte le mie forze per non saltarghe d'osso proprio qua, in tel sedie posteriore della macchina. Ciao, sospiro, e a me bocca arida. Cosa ti piacerebbe fare stasera? Pensavo che ti avessi detto che avevamo dei programmi. Oh, mi so cosa mi piacerebbe fare, Anastasia. So di domandarti a te cosa che ti piacerebbe fare invece. Che fa un ampio sorriso. Capisco. El dise con un ghigno lascivo e maizioso. Quindi supplicami. Ti preferissi farlo nel mio appartamento o nel tuo? Piega la testa da un lato e mi rivolge il suo sorriso sensuale. Penso che Tite sia molto presuntuoso, signor Grigio, ma tanto per cambiare potressimo andare nel mio appartamento. Me mordo il lavaro deliberatamente e il suo sguardo si fa più intenso. Taylor, dalla signorina Steele, per favor. Ok, signor. Taylor annuisse e si immerse nel traffico. E ora dimmi, come si andò? È mi domanda. Ben, e a te? Ben, grazie. E il suo sorriso è esageratamente ampio e riflette il mio. E io me basa e aman de nuovo. Te si incantevole, dise. Anche a te? E il tuo capo, Jack Hyde, è bravo nel suo lavoro? Alt. Questo è un improvviso cambio di direzione. No, aggrotta a fronte. Perché? Perché mai? Non s'entra con la gara di pipì, no? Christian mi fa un sorrisetto che l'uomo vuole entrare nei tuoi mutandine.
Anastasia e risponde secco. Mi resto a bocca aperta e divento scarlatta, tutta sfogonè rossa in faccia. Lancio un'occhiata nervosa a Taylor. Beh, può volere quel che pare, però intanto sembra di parlare di questo. Sai che non nutro alcun interesse per lui. E se so il mio capo... E questo è il punto, se questo è il punto, e il voi ciò che è mio. Ho bisogno di sapere che sei bravo nel suo lavoro. Mi stringo le spalle, penso di sì, dovuto andare a parare. Beh, sarà meglio che te lascia in pace, oppure si ritroverà col culo sul marciapiede. Oh, Christian, di cosa si dovrei parlare poi? Non ha fatto niente di male, per ora. Ma se sono venuto, ma savi sì, e se fa una sua mossa, dimmelo, ti chiama perché si chiama condotta gravemente immorale o molestie sessuali. Era solo un drink dopo lavoro, sta tranquillo, ti ripeto, una mossa e se spaccià. Non te gesto tipo di potere, ma insomma. E prima che mi alza io al cielo, un pensiero mi colpisse con forza e velocità di un tir. Oppure ce l'hai, Christian? Oppure ti è? E mi risponde col suo solito sorriso enigmatico. Decidio comprare casa editrice. Sussurro con orrore. E il suo sorriso si eclissa in reazione al panico di me vosse. Non esattamente, il dise. Ti hai comprato la SIP? De già. E io sbatte le palpebre diffidente. Se è possibile, ho gatto fatto o non ho gatto fatto a fine? Insomma, ho avuto dirmelo. Ho fatto. Oh, ma che diamine! Perché? Perché? Per cosa? Perché ti ho fatto? Esclamo sgomenta. Oh, questo è veramente massa. Perché posso farlo, Anastasia? Ho bisogno di sapere al sicuro. Te che avevi detto che non te avessi interferito nella mia carriera e non lo farò. Strappo via, manda su. Christian, non ho parole. Si tu arrabbia con me? Ovvio, certo che so arrabbia con te. Sibilo. Che razza di manager di alto livello c'ha queste decisioni basate su che si deve scoparsi al momento? Sbianco e ancora una volta lancio un'occhiata nervosa verso Taylor che ci sta stoicamente ignorando. Merda! Non è il momento pa un guasto del filtro bocca sarveo. Christian verse a bocca e poi a risara e mi guarda accigliato. Mio fisso furiosa. Mentre se lanciamo occhiate torve, l'atmosfera in macchina scende impicchiata, da calda a glaciale. Per fortuna il nostro sgradevole viaggio non dura poi tanto e Taylor si ferma fuori dal mio appartamento. Esco in fretta dall'auto, senza aspettare che qualcuno mi versa a portiera. Sento Christian mormorare a Taylor: credo che sia meglio che ti aspetti qua. Percepisso sua presenza dietro di me mentre cerco affannosamente chiavi nella borsetta. Anastasia, mi dice calmo, come se avesse a che fare con un animale selvatico. Sospiro e mi volto verso di io. So così fuori di me che a me rabbia è palpabile, un'oscura entità minacciosa che rischia di strozzarmi. Primo, è un po' che non ti scopo. Un bel po', mi pare. Secondo, volevo entrare nel settore dell'editoria. E con questa vi saluto. Alla prossima puntata.